Parliamo sempre di coperture per gli eventi atmosferici. In questi giorni abbiamo visto che purtroppo, in seguito a tutte queste piogge torrenziali, una parte importantissima delle coltivazioni sono a rischio. Ci sono le patate, le barbabietole che stanno marcendo per tanta acqua che ancora non si riesce a smaltire. Esiste una copertura ad utilizzo diretto sia per, mi viene in mente anche la sagra del pesce per esempio, ma oltre che per le coltivazioni? Sì, esistono un prodotto che sono le polizze parametriche che funzionano in base a un oracolo, quindi alla quantità di pioggia che cade in determinati giorni e dove il cliente può acquistare per il periodo a cui è interessato o della coltivazione o dell'evento, che può essere la sagra del pesce o tutte le manifestazioni che avremo poi quest'estate nel nostro territorio, e coprirsi praticamente il danno economico che andrebbe incontro nel caso di evento così. Sono polizze molto semplici, non prevedono perizia, non prevedono invio del tecnico, perché automaticamente in base ai millimetri di pioggia e la cifra pattuita come indennizzo per la giornata di perdita economica vengono liquidati direttamente al cliente. Non è una novità del mercato internazionale, perché il mercato anglosassone è già anni che utilizza queste tipologie di polizza. Per il nostro mercato stanno partendo da qualche anno queste iniziative di copertura, non sono ancora molto sentite e pubblicizzate, ma noi siamo in grado comunque di presentarle ai nostri clienti. Faremo un passaggio con gli amici della Sagra del Pesce volentieri, che si devono muovere però perché mancano pochi giorni. Mancano pochi giorni, più tardi la faranno peggio, diciamo, economicamente può essere, perché queste polizze bisognerebbe prepararle con un certo anticipo in maniera anche di ottenere prezzi migliori.